Dopo aver seguito insieme le immagini relative alla Challenge Piero Frosinone, gara riservata alla categoria allievi, ci spostiamo a Cerbaia, qui al Circolo Arci Tamburini, per seguire insieme il 49esimo Gran Premio Sportivi Poggio alla Cavalla e 25esimo Gran Premio Circolo Arci Tamburini, gara riservata alla categoria Elite ed Under 23, gara che viene disputata quest'oggi 25 aprile nel giorno della Liberazione, in concomitanza insieme alle gare che verranno svolte alla Bologna Raticosa e anche il Gran Premio Liberazione a Roma. Comunque sia, nonostante tutto ci siano state altre gare di grande spessore, non sono mancati i partenti al via qui oggi, che sono ben 97, e troviamo le squadre della Mastro Marco Chianti Sensi, anche la Bedogni Grassi Natalini, GS Maltinti, la Ciclistica Malmantile, il Campi Bisenzio, la Oplat Track, la Fracor, poi anche la Brogio, a seguire la Pistoiese, poi anche il team De Angeli, la Caparrini, la Idea Shoes, la Termoimpianti, la Gruppo Lupi e per finire, ma non ultima, la Gragnano Sporting Club. Ricordiamo il percorso che dovranno affrontare i 97 partenti di quest'oggi, percorso ondulato nelle strade di Cerbaia con arrivo a Poggio alla Cavalla, 29 giri per i corridori che dovranno affrontare, come dicevo, un circuito di lunghezza di 3 km e 400 metri l'uno, dove poi verranno inseriti all'interno a set di 5 giri l'uno anche dei traguardi volanti che verranno effettuati al quinto, al decimo, al quindicesimo, al ventesimo e al venticinquesimo giro. Andrei a ricordare immediatamente gli operatori di quest'oggi, che sono il direttore di corsa Gambacciani Rodolfo, appoggiato dal vice direttore Rampogni Sanzo, poi il presidente di giuria Gargani Ivano, il componente aggiuntivo Mattei Giuseppe, il componente aggiuntivo in moto Pigoni Giampiero, il giudice di arrivo Batelli Bruno. Le informazioni ci vengono date da quel che è Radio Corsa di Sandro Manzi, appoggiato dall'OCIP di Pistoia. I corridori si stanno preparando per la partenza, come ricordo, di questo 49esimo Gran Premio Sportivi Poggio alla Cavalla e 25esimo Gran Premio Circolo Arci Tamburini. Andrei a ricordare momentaneamente anche quelli che sono gli sponsor più importanti di questa manifestazione, quindi la Scaccia Costruzioni, la Banca di Vignole, la Neri Sottoli, la Unicredit, la Macolive, la Termo Idraulica, a seguire anche la Gusto Party Montalbano, la Giusti per l'Edilizia e infine, ma non ultima, la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Hanno preso il via ufficioso adesso gli atleti dal Circolo Arci Tamburini, dove c'era il ritrovo, e si stanno indirizzando verso quella che sarà la partenza ufficiale a Poggio alla Cavalla. Ricordiamo tanti atleti al via quest'oggi, nonostante le grandi manifestazioni che sono presenti in Italia. Intanto vediamo anche le nostre splendide miss sul palco, e molto presenti qui oggi quelli che sono uomini Mastro Marco, Bedogni, Opla, nonostante si siano divisi nelle varie manifestazioni. E intanto viene dato il via da Luciano Armani, uno dei vincitori negli anni in cui era atleta del percorso qui a Poggio alla Cavalla. Vediamo partenza fulminea subito dei corridori della Campi Bisenzio e della Mastro Marco. Ricordiamolo, percorso che misura 3400 metri da ripetere per ben 29 volte. Intanto vediamo davanti con il numero 41 il corridore della Campi Bisenzio, Buzzi Pietro, che si è portato in testa. Abbiamo visto anche lo scatto di un corridore Mastro Marco, ma partenza possiamo dire tranquilla da quella che è il gruppo che ci sfila in questo momento davanti, e ci fa notare quanti siano veramente i tanti concorrenti presenti qui quest'oggi su questo percorso di Poggio alla Cavalla. E andrei a ricordare tanti nomi che hanno vinto questa manifestazione negli anni passati, quindi troviamo nel 71 e nel 72 un ottimo Francesco Moser, che vinse per ben 2 anni nella categoria dilettanti questa
manifestazione. Intanto vediamo un atleta della Mastro Marco con il numero 7 è Pascucci, che ha una trentina di secondi di vantaggio sul gruppo tirato in questo momento sembra dalle maglie del team Opla, gruppo che adesso transita con un ritardo di 37 secondi dal battistrada Pascucci della Mastro Marco. Andrei a ricordare comunque di nuovo i vincitori importanti di questa manifestazione. Troviamo anche vincitore 2 anni, anche qui nel 91 e nel 93, Elio Aggiano, direttore sportivo al momento alla Bedogni Grassi Natalini, la squadra di Monsummano. Intanto in fuga un corridore della Opla, trattasi di Antonino Puccio che cerca l'uscita dal gruppo per tentare un attacco solitario, portacolori giallo-nero della Opla Track, che adesso si va a immettere sul lungo dirizzone di arrivo, ricordiamo 1,5 km da questa curva al traguardo. Abbiamo visto un corridore anche della Mastro Marco che cercava di rientrare insieme ad altri che si sono staccati dal gruppo principale. Ci viene segnalato, oltre a Puccio che è stato intanto ripreso da Galligani, l'atleta Mastro Marco, anche da Castagnoli della Pistoiese, Parinello sempre della Opla, insieme ai compagni di squadra Papoc e Muscelli, poi anche Holt della Fracor Ceglia per quanto riguarda la Bedogni. Della Gragnano invece troviamo Betti e Pantò, il campione regionale Elite. Poi Mina Pietro sempre per quanto riguarda l'Opla, Serebriakov per il gruppo sportivo Lupi, Pascali della Campi Bisenzio e Toshiri della Gragnano. Vediamo intanto Antonino Puccio e Galligani che stanno continuando la loro azione, cambi regolari per quanto riguarda i due, l'atleta della Mastro Marco Chianti Sensi e l'atleta della Opla Track, che hanno una decina di secondi di vantaggio sul gruppetto inseguitore quando siamo già al passaggio sotto l'arrivo, che segna 7 giri completati in questo momento. I due con ottimo accordo stanno cercando di animare questa fuga partita veramente da lontano. Ricordiamolo, i chilometri totali di questa manifestazione saranno 98. Intanto i corridori che erano rimasti un po' attardati dal duetto di testa vanno a ricompattarsi, quindi troviamo al comando la situazione di 13 unità che hanno un accordo regolare con cambi regolari. Vediamo molti esponenti della società della Opla, ben 5 davanti, dove troviamo Mina, Puccio, Papoc, Muscelli e Parinello. Poi vediamo anche con il numero 2 Galligani, poi della Bedogni abbiamo anche Ceglia, a seguire anche Pascali con il 37 della Campi Bisenzio, poi Holt della Fracor, a seguire il 72 da Castagnoli della Pistoiese, poi Serebriakov, il russo del gruppo Lupi, e della Gragnano troviamo Betti e il campione regionale della categoria Elite, Carmelo Pantò. I corridori adesso hanno una quarantina di secondi da quello che è il forte del gruppo. Intanto vediamo con le immagini il campione regionale degli Elite, Carmelo Pantò, portacolori della Gragnano Sporting Club. In questo momento Galligani e poi Antonino Puccio, che sono stati i due promotori dell'azione. Grande accordo per quanto riguarda i fuggitivi. Andrei un attimo a completare i grandi nomi che hanno vinto questa manifestazione. Quindi nel 98, quando la gara è riservata alla categoria Under 23, vinse Sorisce, che in quell'anno militava alla Grassi Mapei. Nel 99 l'ex professionista Bernucci. Intanto l'immagine del gruppo tirato dagli uomini Bedogni, che vedono in Francesco Lasca un possibile vincitore qui oggi. Francesco Lasca, autore di innumerevoli piazzamenti e di secondi posti, ben 3 per il corridore della Monsummanese quest'anno. Abbiamo visto in testa a tirare Lupori, adesso Santa Maria, poi con il numero 15 anche Krivoshev, il russo, che quest'anno porta i colori della Bedogni, e per loro, ricordo, 40 secondi di ritardo dai 13 di testa. Andrei a ricordare altri favoriti, oltre a Francesco Lasca
della Bedogni, anche un Serebriakov che si trova davanti in questo momento, vincitore settimana scorsa davanti a un altro favorito presente qui oggi, Andrea Zanetti del team Brojo, poi anche un Eugenio Bani che comunque si è distinto nella prova quando vinse Melegaro nel Memorial Orsani. Intanto corridori davanti iniziano a non andare tanto più d'accordo, vediamo cercano di scattare anche coloro che sono davanti. Abbiamo visto sempre un attivo Antonino Pucci e qui il gruppo dietro sempre tirato dagli uomini Bedogni, Grassi, Natalini. Intanto passa Zanetti, uno dei favoriti di quest'oggi, come dicevo gruppo che passa adesso a sempre una 45 di secondi, 45 secondi per quanto riguarda il gruppo. Adesso il ritardo del gruppo dei Battistrada, vediamo Parriniello già vincitore quest'anno a Pretola davanti al suo compagno di squadra Salvatore Puccio che non è presente qui oggi. Salvatore Puccio, autore di una grandissima vittoria al Giro delle Fiandre, ricordiamolo, e poi anche al Giro delle Nazioni, portando a casa anche la maglia a punti. E sono rimasti adesso in 6 davanti, vediamo il 112 Pantò, il campione regionale della categoria Elite, militante della Gragnano, qui Muscelli, poi sempre Antonino Puccio e anche Parinello, quindi 3 gli esponenti della Opla Track, e qui Serebriakov, l'esponente del gruppo Lupi. In fondo vediamo Da Castagnori della Pistoiese, sempre attivo il corridore livornese che in tutte le gare cerca di potersi portare a casa la vittoria, un grande lottatore. Comunque accordo veramente buono per quanto riguarda i corridori di testa, i corridori della fuga che da 13 ormai si ritrovano a 6 unità e hanno in questo momento una trentina di secondi di vantaggio su quello che è il folto del gruppo. Quindi 30 secondi di vantaggio, e mentre scorrono le immagini dei fuggitivi andrei a ricordare gli ultimi 2 anni dove vinsero, scusate, nel 2008 e nel 2009. Quando vinse nel 2008 Montanari arrivò secondo un certo Andrea Guardini che correva nella Neri Finauto de Toff, e nel 2009 Guardini riarrivò terzo qui sempre con i colori della Neri Nuova Comauto. Guardini che adesso si trova professionista alla Farnese Neri e che ha già vinto per quest'anno 7 corse, l'ultima pochi giorni fa al Giro di Turchia. Sempre uomini, Bedogni, Grassi, Natalini davanti per l'Asca. Ricordiamo un altro favorito di oggi per quanto riguarda lo Plat Track, un Pirrera in cerca della vittoria anche lui quest'anno, vittoria che sembra non voler arrivare anche per lui, tanti piazzamenti per il corridore di Signa, e adesso il gruppo si porta sul dirizzone di arrivo lungo, ricordiamolo, 1,5 chilometri da questa curva, 1,5 chilometri, e poi i corridori andranno a passare sotto lo striscione di arrivo. Intanto ci segnalano anche i vincitori dei primi 2 traguardi volanti, che sono Ceglia Marco per quanto riguarda il primo traguardo volante e poi Mina Pietro per quanto riguardava il secondo. Quando siamo al 19° giro, i 6 al momento hanno una 25 di secondi dal gruppo, i 6 composti sempre, ricordiamolo, dal 112 Pantò, dal 46 Puccio, poi Da Castagnori, Serebriakov, Muscelli e Parinello. Quindi 3 esponenti su 6 per quanto riguarda la fuga, gli esponenti portacolori giallo-nero della Oplat Track. Qui sempre Da Castagnori con Serebriakov molto attivo dopo la vittoria, ricordiamolo, di settimana scorsa davanti ad Andrea Zanetti, corridore del team Brojo. E andrei a ricordare nuovamente anche i componenti di quest'oggi, che sono il direttore di corsa Gambacciani Rodolfo, poi il vice direttore Rampogni Sanzo, il presidente di giuria Gargani Ivano, il componente aggiuntivo Mattei Giuseppe, poi il componente aggiuntivo in moto Pigoni Giampiero e il giudice di arrivo Batelli Bruno, con il servizio di radiocorsa di Sandro Manzi affiancato dall'Ocip di Pistoia. Intanto ci segnalano le vittorie per quanto riguarda
il Gran Premio Liberazione a Roma di Matteo Trentin del team Brilla, già vincitore a Piandisco, e poi anche la vittoria di Pacio Melo della Idea Shoes, la società di Santa Maria a Monte, nella vittoria della Bologna Raticosa, quindi terza vittoria per Marcello Massini quest'anno e del presidente Franco Gini, terza vittoria stagionale per questa nuova società. Tanto sempre col numero 2 Galligani a fare l'andatura, Galligani grande protagonista delle corse di inizio anno, e andrei a ricordare per la Mastro Marco Chianti Sensi uno dei possibili favoriti quest'oggi in un arrivo a ranghi compatti, Wackerman Luca, ricordiamolo, Wackerman già campione europeo nella categoria juniores, già al secondo posto nella gara che vinse Pozzetto della Idea Shoes quest'anno. Tanto vediamo col 5 Antonio Nibali, fratello del professionista Vincenzo, che vedremo presto sulle strade del Giro d'Italia e anche qui a Larciano. Tanto Mastro Marco che sta tirando il gruppo per raggiungere i 6 fuggitivi, che ricordiamolo sono Pantò, il campione toscano della Gragnano Sporting Club, poi avevamo visto anche Da Castagnori della Pistoiese, poi Parrinello, Muscelli e Antonino Puccio per quanto riguardava la Plat Track, e vediamo se il loro vantaggio sarà sempre il solito. Intanto con le immagini siamo a meno di 8 giri alla conclusione, vediamo davanti 2 attaccanti del gruppetto che avevamo visto in precedenza, quindi Pantò e Parinello, il campione toscano della Gragnano Sporting Club e i portacolori della Plat Track. Parinello già vincitore quest'anno a Pretola davanti al suo compagno di squadra Salvatore Puccio, cerca il bis stagionale quest'oggi qui a Poggio alla Cavalla, dove ricordiamolo ha già collezionato un secondo posto nel 2009, quando con un'azione del genere andò all'arrivo insieme a Roberto Cesaro, adesso professionista nel team Miche. Intanto Alessandro Manzi, Radio Informazioni, riporta quello che accade durante la corsa, e qui siamo al passaggio sotto l'arrivo che segnala 8 giri alla conclusione, quindi ancora una ventina di chilometri per i 2 attaccanti che sono davanti da inizio giornata. I 2 attaccanti, ricordiamoli, Pariniello e Pantò. Andrei a ricordare nuovamente gli sponsor principali di questa manifestazione, quindi la Scaccia Costruzioni, il Credito Cooperativo di Vignole, la Neri Sottoli, la Unicredit, la Macolive, poi a seguire la Termoidraulica, la Gusto Parti Montalbano, la Giusti per l'Edilizia e la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. E qui intanto un atleta portacolori del team Maltinti con il numero 21, troviamo adesso davanti Pietruscai Claudio, che sta cercando di staccarsi dal gruppo e riportarsi sui 2 attaccanti al comando, e ora col numero 6 anche un atleta della Mastro Marco Chianti Sensi, Andrea Canzonieri, cercano di uscire corridori dal gruppo per riprendere i fuggitivi, e sempre un'attivissima Bedogni davanti per il proprio capitano Lasca, che si vede si sente veramente bene quest'oggi per disputare una grande volata. Adesso vediamo davanti a tutti Lupori, Andrea Lupori, che sta cercando di prendere in questo momento Canzonieri della Mastro Marco, e sta cercando di andare a riprendere anche Pietruscai della Maltinti e i 2 attaccanti di giornata. Intanto ci segnalano che il terzo traguardo volante è stato vinto da Pantò della Gragnano, quindi rimangono gli ultimi 2 traguardi volanti, e quindi sempre grande Bedogni davanti a fare l'andatura, gestito tutta la gara al momento. Col numero 15 troviamo davanti sempre il russo Krivoshev, che sta trainando il gruppo. Intanto un Andrea Zanetti davanti a controllare, e prende già comunque le migliori posizioni per quella che poi sarà la volata. Andrea Zanetti, un altro che potrebbe far bene qui oggi, ricordiamolo, il suo secondo posto domenica scorsa ci fa ben sperare anche per oggi. E il gruppetto, scusate, i 2 davanti al momento subiscono un ritardo di una ventina di secondi da quello che è il gruppo che si riporta sul dirizzone di arrivo.
Intanto facciamo sfilare tutto il gruppo ormai rimasto, sono sempre una settantina di corridori coloro che stanno partecipando, ricordiamolo, a questo 49esimo Gran Premio Sportivi Poggio alla Cavalla e 25esimo Gran Premio Circolo Arci Tamburini. E è cambiata la situazione davanti, ripresi Parinello e Pantò. Troviamo adesso con il numero 47 Papok, che era stato protagonista anche della prima fuga dove erano in 13 e adesso si ritrova davanti nuovamente con il numero 9, corridore della Mastro Marco Chiantisensi, vale a dire Antonio Analfino. I due hanno un piccolo vantaggio sul gruppo, una cinquantina di metri per quanto riguarda i corridori della Opla e della Mastro Marco, molto attivi quest'oggi. Intanto guadagnano qualcosa, un centinaio di metri al momento i due corridori. Vediamo Analfino chiede il cambio a Papok, ricordiamolo anche lui già vincitore quest'anno nella categoria dilettanti. Papok, ricordiamolo, che già aveva corso con i colori della Opla e poi andare a correre per una squadra del nord e quest'anno ritornare a indossare i colori giallo-neri della Opla Track, gruppo che insegue compatto, allungatissimo, a una cinquantina di metri quando i due passano sotto l'arrivo e manca 5 giri alla conclusione per il gruppo e anche per i due di testa, che adesso hanno ridotto il loro vantaggio per loro una ventina di secondi. E ricorderei la vittoria di Parinello per quanto riguarda il quarto traguardo volante. L'ultimo traguardo volante sarà al termine di questo giro, vedremo chi sarà l'ultimo ad aggiudicarselo per prendere anche qui premi dati da Neri anche quest'oggi e anche da Chianti. Vedremo chi sarà, se saranno Papok e Analfino a ripassare sotto il traguardo per prendersi il premio del traguardo volante, se riusciranno ad aumentare il loro vantaggio qui oggi a questa gara, ricordiamolo, del 25 aprile, giorno della liberazione. Intanto Analfino si volta, vede il gruppo che sta sopraggiungendo, quindi gruppo che va a riprendere anche il tentativo dei corridori Mastro Marco e Opla, quindi possiamo dire in questo momento gruppo nuovamente compatto, ma c'è un contrattacco di un corridore della Maltinti, andremo a vedere adesso chi è, ed è Calafiore, corridore della Maltinti, che quando vengono ripresi Papok e Analfino in contropiede cerca di uscire dal gruppo per tentare un'azione solitaria quando mancano, ricordiamolo, 5 giri alla conclusione, quindi ultime fatiche per quanto riguarda il gruppo, 15 km ancora e Calafiore sembra aver preso un discreto margine di vantaggio, 50 metri sul gruppo che non sembrava ben organizzato, scatti e controscatti anche per quanto riguarda il folto, che comunque dovesse continuare così favorirebbe l'azione del numero 26 portacolori della Maltinti Calafiore, che in questo momento si appresta a transitare davanti alle nostre telecamere. Vediamo un altro esponente della Opla Track, quindi sempre Team Opla, molto vivace e molto attivo quest'oggi. Trattasi di Davide Muscelli, uno dei grandi nomi che ci aspettiamo più avanti quando iniziano veramente le gare che contano. E vediamo Davide Muscelli va quasi a riprendere Calafiore, adesso sono insieme, si crea un duetto al comando, quindi Calafiore Maltinti e Davide Muscelli Team Opla, e sempre una grande Bedogni dietro, e vediamo col numero 11 Rocchi, grande protagonista anno scorso, Luca Rocchi, adesso gli dà il cambio Lupori e dietro a Lupori Parinello che cerca di rompere i cambi per far sì che non venga ripreso il proprio compagno di squadra Davide Muscelli, quindi anche grandissimo gioco di squadra da parte del Team Opla. Intanto un sempre attivissimo e generoso Andrea Lupori che sta cercando di richiudere quello che è il vantaggio del duetto al comando, ricordiamolo, composto da Calafiore e Rocchi, e intanto si svolta per riportarsi sul direzione di arrivo. Facciamo sfilare il gruppo che comunque vede al suo interno sempre una
sessantina di corridori, 65 per l'esattezza, e vediamo se saranno stati ripresi i due attaccanti, ed è così. Adesso sono uomini termoimpianti che provano ad attaccare, ed è con il numero 92 Alberto Conti che prova ad uscire dal gruppo quando mancano al passaggio 3 giri alla conclusione, ma gruppo che tiene tutto il gruppo compatto. Ricordiamolo, al passaggio prima c'era stato il traguardo volante vinto nuovamente da Marco Sceglia, corridore della Bedogni, e Conti sta per essere quindi ripreso dal gruppo, quindi possiamo dire gruppo compatto. Andrei a ringraziare nuovamente i collaboratori di oggi, sono i direttori di corsa Gambacciani Rodolfo, il vice direttore Ramponi Sanzo, il presidente di giuria Gargani Ivano, il componente aggiuntivo Mattei Giuseppe e il componente aggiuntivo in moto Pigoni Giampiero, il giudice di arrivo Batelli Bruno, poi radio corsa di Sandro Manzi con la collaborazione dell'OCIP di Pistoia. Intanto ci segnalano presenze sul percorso che sono quella di Giacomo Bacci, che è il vicepresidente del comitato regionale, Bartoli Enrico, il giudice unico regionale, Bardelli Renzo, l'organizzatore del Memorial Giampaolo Bardelli. Quindi gruppo compatto quando andiamo verso le battute conclusive di questo 49esimo Gran Premio Sportivi Poggia alla Cavalla e 25esimo Gran Premio Circolo Arci Tamburini. Andremo a vedere chi sarà il successore di Giuseppe Di Salvo, che vinse l'anno scorso davanti a Zdanov e Francesco Lasca. Tanto uomini Opla, sempre un attivo Parrinello e un attivo Muscelli, che hanno animato la fuga precedente, adesso davanti a tirare per il loro velocista, ricordiamolo, in Massimo Pirrera. E quindi ultimo giro, si prevede dunque un arrivo a ranghi compatti, sempre maglia Opla davanti. Il treno si sta organizzando per quanto riguarda la società giallo-nera, tanto Muscelli con Parinello a ruota. Un attimo Muscelli ha preso qualche metro di vantaggio, ma niente di interessante. Andiamo, siamo quasi nelle battute conclusive. Un plauso a tutti coloro che hanno partecipato e organizzato questa gara quest'oggi, quindi anche Lupori, anche uomini Mastro Marco, un Andrea Zanetti già pronto nelle posizioni che contano per svolgere una volata ai massimi livelli. Ultimo sforzo di Davide Muscelli quest'oggi per quanto riguarda, ricordiamolo, questo 49esimo Gran Premio Sportivi Poggia alla Cavalla e 25esimo Gran Premio Circolo Arci Tamburini. Adesso col numero 5 uomini Mastro Marco, numero 5 per Antonio Nibali, che cerca di portare davanti in testa il suo capitano, che si vede in Luca Wackerman, che ricordiamolo in volata ha già fatto vedere un bel secondo posto quando vinse, ricordiamolo, Pozzetto, e terzo arrivò Thomas Fiumana. Intanto sempre Nibali davanti con maglie Opla e Bedogni dietro, iniziano a salire anche altri corridori e ci troviamo a 400 metri dall'arrivo, quindi andremo a vedere chi sarà colui che si aggiudicherà questa gara di oggi a Poggio alla Cavalla. Sprint a ranghi compatti, vediamo maglie Caparrini, maglie Bedogni davanti, ma attenzione, esce Serebrakov sulla sinistra, Serebrakov Bani, ed è Serebrakov che vince davanti a Bani Eugenio, poi Lasca, Pirrera, Zanetti, Bernardini, Raffaele, Holt, Buzzi e Monsave. Quindi grande vittoria del russo del gruppo Lupi a distanza di 7 giorni, e andiamo a sentire le dichiarazioni del dopocorsa. Primo classificato Alexander Serebrakov. Insomma, Alexander, seconda vittoria nel giro di 2 domeniche, quindi grande stato di forma, volate che per te adesso sembrano andare veramente bene. Sì, è uscito fuga, 70 km fuga, ho provato a uscire, non pensare di arrivare oggi gruppa, però squadra tirare, insomma niente. E poi guardato Lasca e niente, partito 200 metri e vinto. Sì, abbastanza bene, voglio ringraziare la mia squadra, gruppo Lupi, famiglia Tamberi e niente, domani vado via a casa, corro Russia. Quindi vai a casa con 2 vittorie nel Carnier, però ti abbiamo visto protagonista di una grande corsa, sempre all'attacco con una grande vittoria finale. Infatti,
conosco questa gara, è arrivato quinto, però niente, voglio sempre provare a vincere, però ora vado via a casa un po', corre Russia e niente. A chi lo regaliamo il mazzo di fiori? Mia moglie, aspettare me, tutta famiglia mi aspetta domani, 2 miei bimbi, niente. Secondo classificato Eugenio Bani. Eugenio, dopo la tua prestazione Memorial Orsani, dove anche lì avevi raccolto un terzo posto, oggi insomma riconfermi un po' il tuo stato di forma. Beh sì, questi sono i miei arrivi, oggi ce la tenevo a far bene, un secondo posto è sempre una grande gioia, me la potevo giocare, poi alla fine Alexander mi ha passato molto bene, uno dei più forti e va bene così, dai. Terzo classificato di oggi Francesco Lasca. Insomma Francesco, abbiamo parlato anche prima della partenza, questa vittoria che sembra non voler ancora arrivare. Ma questa vittoria purtroppo quest'anno come l'anno scorso diventa sempre più un'utopia. Bisogna lottare, cercarla piano piano, io spero che arriverà, stiamo lavorando come avete visto anche oggi con tutta la squadra, siamo uniti, siamo un gran gruppo e tutti ci proviamo, speriamo prima o poi arriva. Ortigni Mauro, organizzatore principale di questa manifestazione qui oggi a Poggio alla Cavalla. Insomma Mauro, oggi corsa veramente riuscita alla grande nonostante ci fosse stata la corsa a Roma per Liberazione e anche la Bologna Raticosa. Sì, questo avete detto bene, ma non sono io l'organizzatore principale, tutto il gruppo sportivo Poggio alla Cavalla, la collaborazione del gruppo sportivo Mastro Marco, Cicli Event e De Nibali e un ringraziamento particolare a tutti gli sponsor, dal più piccolo al più grande. E sono troppo emozionato. È un arrivederci alle nozze d'oro che le faremo un altro anno, il 9 di aprile del 2012. Ecco, come dicevi te, prossimo anno, 50° anno di questa gara, come intendi festeggiarla questa manifestazione Ventura? Ma mi piacerebbe guardare di portare tutti i vincitori del Gran Premio Sportivo Poggio alla Cavalla dal 1963 a quello del 2011 di quest'anno. Nel 63 vinse un certo Edo Capecchi.